e trapani mianti lassù più. 20 anni fuori sono veramente assai, ringrazio lo Signore perché mi feci venire a recca con l'anima a colori, passio per gli strati la mia città. Amici di Evoca Nostra Channel, buongiorno e bentornati a questo appuntamento, l'angolo dell'artista, con me Alessandro Pampinella, per questi incontri appunto con degli artisti della provincia trapanese e non, perché vi ricordiamo che anche voi che guardate, e se siete degli artisti, potete essere dei protagonisti di questa trasmissione, di questa trasmissione web, scrivendo all'indirizzo email a.pampinella@libero.it, che vedrete anche in impressione, e quindi inviare magari anche un vostro breve curriculum sia per quanto biografico sia per quanto riguarda la vostra carriera artistica, e poi ci incontreremo per chiacchierare come facciamo solitamente in questo angolo. Quest'oggi abbiamo ospite con noi un grandissimo artista trapanese che ho avuto la fortuna di conoscere circa un anno fa grazie al comune amico Nino Barone. Antonio Papa, un trapanese classe 62, che è stato per tanto tempo lontano dalla sua terra, e questa lontananza ha influenzato anche un po' la sua musica. Antonio è un artista molto eclettico, è un polistrumentista, e ora ci racconterà un po' della sua vita e un po' anche dei suoi progetti. Antonio Papa, buongiorno intanto. Buongiorno. Sono molto felice di averti con noi ospite in questo angolo. Volevo domandarti innanzitutto, volevo cominciare domandandoti chi è Antonio Papa, come nasce Antonio Papa, qual è stata la tua vita fino a questo momento, e poi giustamente parleremo anche del tuo lato artistico. Beh, la mia vita comincia circa 50 anni fa, diciamo una persona normale, con le fortune e le sfortune normali. Una cosa forse determinante, che mi è morta la madre quando avevo 2 anni e sono stato affidato a 2 zii. Da lì nasce insomma Antonio Papa, che cresce con una vita di campagna, perché mio zio allevava delle mucche, andavamo col carrettino siciliano in giro, andavamo in campagna a fare l'erba, sono nato proprio e cresciuto in contatto con la natura. Poi seguo diciamo, normali studi, mi sono diplomato e poi sono partito per lavoro, e sono stato circa 19 anni fuori. Lì ho potuto insomma studiare, mentre lavoravo potevo studiare, cominciare a comporre canzoni. Ho praticato una scuola di musica, ho conosciuto mia moglie in questa scuola di musica, poi ci siamo sposati e mia moglie, essendo romana, si è convinta tuttavia insomma a vivere in Sicilia, perché era appassionata anche lei, diciamo, della Sicilia. Sei stato fortunato. Antonio, ricordiamo che è arruolato nell'aeronautica, e tra l'altro è la terza persona che ultimamente conosco che combina un lavoro nelle forze armate e poi un lato artistico molto spiccato. Voglio ricordare e salutare in questo momento, che sicuramente ci stanno guardando, l'amico palermitano Antonino Causi, che avremo sicuramente ospite nelle prossime puntate, e l'amico Francesco Paolo Virgilio, trapanese questo, che è anche lui in polizia come Antonio Causi, che sono due poeti veramente di classe, e che sono pluripremiati nei concorsi siciliani e anche a livello nazionale. Tornando ad Antonio, invece, volevo domandarti invece come nasce il tuo amore per la musica, perché sicuramente, come l'altra volta dicevo a Nino Barone, sono degli amori quasi paragonabili all'amore e all'affetto che si provano per i familiari. Tra l'altro Antonio, oltre alla moglie, ha 3 figli, i bellissimi Gabriele, Valerio e Miriam, di cui tra l'altro uno che credo che sia Gabriele,
ha intrapreso, sta seguendo le sue orme a livello artistico e sta impegnando, no, Valerio ha preso le sue orme a livello artistico e sta impegnando, suonando la chitarra rock, insomma, quindi sta cercando di studiare per intraprendere questa passione e farla diventare anche un mestiere. Quindi parliamo dell'amore per la musica, come è nato e come è arrivato a essere Antonio Papa oggi un personaggio molto in vista nel panorama musicale. Posso essere tranquillo a dire questa cosa perché Antonio è molto, molto conosciuto. Tra l'altro Antonio è una persona molto umile e che posso dire si adatta molto ai vari generi musicali, perché Antonio suona bene sia per quanto riguarda la musica pop, ma ho notato che è anche molto bravo con jazz, credo che abbia studiato anche la chitarra jazz, e quindi sentiamo dalla sua voce la sua storia, l'inizio della storia musicale, l'inizio del suo amore per la musica. Beh, l'inizio possiamo diciamo fotografarlo nell'anno 75, io avevo circa 14 anni e c'era una festa dell'unità, mi ricordo uno stand con 2 chitarre. Siccome eravamo usciti dalla terza media, dicevo, che cos'è questo strumento? Abbiamo cominciato a strimpellare. Da lì ho cominciato ad innamorarmi di questo suono della chitarra e provavo delle piccole melodie. Poi avevo un vicino che ora è un maestro, Vito Morello, gli ho detto perché non mi insegni a suonare la chitarra, e lui mi ha cominciato a dare i primi rudimenti sulla chitarra, insomma. Da lì, insomma, tra gruppetti, amici che suonavano la chitarra, la sera d'estate suonavamo in mezzo alle strade, sui terrazzi, davamo colore alla nostra zona. Poi ecco, lo studio diciamo, ha bloccato un pochino. Quando poi sono partito, e grazie insomma a un lavoro che avevo, ho potuto approfondire gli studi, quindi ho fatto 2 anni di musica classica, di chitarra classica, 2 anni di jazz e poi insomma ho continuato da solo. E in quegli anni ho conosciuto mia moglie, che stava appunto, come dicevo prima, in questa scuola di musica. E poi la passione è stata sempre viva, per cui abbiamo formato dei gruppi jazz, diciamo, e da lì però ho cominciato a comporre canzoni. È una cosa che ero già a Trapani, ho composto delle piccole melodie, sono diventate delle canzoni che adesso tuttora canto. Quindi io poi ho cominciato a scrivere in dialetto perché ero sempre innamorato della mia terra. La prima canzone che ho fatto in dialetto io stavo fuori. Poi ho cominciato a scrivere in italiano soprattutto, insomma a fare musica leggera, ho studiato un po' di brasiliano, sempre parlando di musica. E quindi poi con il trasferimento, poi, grazie a Dio ci hanno trasferiti qui a Trapani, mia moglie è stata contenta di venire e sono stato subito adescato dal coro dell'Egati. Ho fatto poco, insomma ho suonato poco con il coro dell'Egati e con altri gruppi diciamo folcloristici, tra cui la Compagnia Mediterranea. E quindi da lì, dalla musica popolare, ho suonato con gli Sbandi Canturi, che era un gruppo diciamo di musica etnica. Poi abbiamo fatto un gruppo nostro. Prima ho cominciato a suonare da solo, sono stato invitato per suonare e cantare brani miei, e poi abbiamo formato i Portossuna. Insomma abbiamo messo la nostra esperienza diciamo, a disposizione. I miei figli, sentendo odore di musica, il piccolo Valerio ha cominciato a 5 anni e ha fatto una strada, diciamo, ha solcato una strada prima classica e poi rock, e ha fondato il gruppo dei TP Overdesi. Mentre il grande prima studiava musica classica, chitarra classica, poi ha scelto l'università, e la piccola ancora sa, nella musica come pianista alla scuola ad indirizzo musicale Nunzio-Nasi. Diciamo che siamo tutti impregnati. E quindi ora ci andiamo ad ascoltare il primo brano che oggi eseguirà per noi Antonio, che si intitola Dintanaga, è proprio dedicato a Miriam, quando era piccola, e gli ho fatto una ninna nanna. Ce lo ascoltiamo.
cancia vita mia, questa ricchezza di Dio, si ogni giorno è segno d'amore, i giorni e dino figli mia. Si ogni giorno è segno d'amore, i giugno e dino figli mia. Dormi angiolito di lo Signore, fora fa fitto e c'è tanto dolore, dormi abbracciata con mia. Priamo a Giuseppe e Maria, sinta lo mondo manca la pace, e picchi un semo rucico Mattia, sinta lo mondo manca la pace, e picchi un semo rucico Mattia. Abbiamo ascoltato il primo brano di oggi di Antonio Papa, che è ospite in questo appuntamento dell'angolo dell'artista. Vi ricordo che Antonio potete cercarlo anche su Facebook, Antonio Papa, potete stupirvi insomma della sua musica, ascoltandolo anche sui vari video di questo canale, perché Antonio Papa collabora tantissimo sia con l'associazione Io di Busetto Palizzolo, sia appunto nei vari eventi culturali, suona molto negli eventi culturali legati alle presentazioni di vari volumi. Continuiamo quindi a parlare con lui e parliamo appunto di questo connubio con i poeti. Antonio ha anche scritto, anche musicato diverse poesie di diversi poeti trapanesi. Uno è di Nino Barone, che ritorna sempre, è strano ma ritorna sempre, sembra quasi, come si dice, il prezzemolo, spunta sempre da qualunque parte. Nino Barone è ormai impregnato tutta la provincia. Ho musicato a Femmina, e poi l'altra di Giuseppe Gerbino, Uno ai Paesi, che sarebbe dedicata a Castellammare. Giuseppe Gerbino, che sarà presto ospite del nostro angolo poetico, del nostro angolo di intervista. Lo salutiamo al nostro amico Peppe Gerbino. Ciao Peppe. Ciao Peppe. Scusa, sì, la prima ad essere musicata è stata una canzone, una poesia di Vito Lumia, Sicilia Isari, il maestro Lumia. Quando stavo ancora in provincia di Roma, lui aveva desiderio di fare un inno alla Sicilia e mi ha proposto di fare una canzone. Non sapevo di questo connubio col maestro Lumia, perché lo vedo un tipo molto serio, sai, sì. Però insomma anche lui si è aderito a questo connubio, esatto, musica e poesia, insomma, che è molto bello. Ora andiamo a parlare invece del tuo lato artistico e visivo, perché io ho scoperto che Antonio Papa, vi racconto questo aneddoto, qualche tempo fa mi trovavo in una pizzeria del Trapanese e guardavo delle vignette appese in questo locale in attesa della consegna della pizza per il sabato sera, e mi sono accorto delle vignette attaccate alle pareti, che erano veramente molto divertenti. Dopo diverso tempo mi accorgo che ricollego che queste vignette erano di Antonio Papa, perché Antonio Papa è anche un bravissimo vignettista, a me piace molto, e quindi sicuramente queste vignette risaltano il tuo lato ironico, il tuo lato anche sarcastico, perché ieri sera ne guardavo una che era collegata al fatto dello slittamento dell'età pensionabile per i lavoratori. Il tuo amore per queste vignette come nasce? Come nascono queste vignette? Perché io non avrei mai detto che Antonio Papa aveva anche questo lato grafico, questo lato di disegnatore. Sì, io ho visto pure nel passato i grandi artisti, io non mi definisco un grande, però vedo che l'arte a volte si espande, come ad esempio Leonardo pitturava, disegnava, in più progettava macchine, elicotteri, anche Leopardi, che grande poeta, faceva degli ottimi disegni a china.
ma inconsapevolmente io, insomma, un po' di bravura mi è venuto facile sin da piccolino disegnare, ma nell'87, così scherzando, quando stavo al lavoro, ho cominciato a fare delle vignette in inglese, perché stavo facendo un corso in inglese e la professoressa, molto entusiasta, mi ha proposto, insomma, di fare altre vignette. Ogni lezione quasi ne facevo una. Da lì poi è nata questa mia passione di fare le vignette, quindi ho cominciato ad approfondire un po' il disegno da autodidatta, perché poi devo dire, insomma, piano piano un po' di preparazione ci vuole, quindi da autodidatta ho cominciato a disegnare, a perfezionare un pochino la mano, e poi ecco, quando si scherza a me piace fare sorridere, e allora quando faccio una vignetta di solito, insomma, il sorriso viene spontaneo, ed è bello, cioè, condividere una cosa, diciamo, un'arte anche minore. Andiamo ad ascoltare ora il secondo brano che ci interpreta per noi quest'oggi Antonio Papa, che vi ricordo è cantautore, quindi tutti i brani che ascoltate di Antonio Papa sono scritti interamente, testo e musica, dal appunto qui presente Antonio Papa. Il secondo brano si intitola Felice Serisso. Questo brano tra l'altro ha un intro che è sicuramente interessante raccontare ai nostri amici che ci guardano. Sì, una breve storia, possiamo parlare di Serisso come un capitano, qualcuno lo definisce un pirata, comunque era un uomo vissuto nel tardo 1300. All'epoca c'era sempre la guerra tra musulmani, tunisini e trapanesi in questo caso, e Serisso, diciamo che cercava di convertire questi musulmani, e ne aveva adottato uno con cui aveva buoni rapporti, però diciamo, nelle scorribande navali il marocchino gli sottrasse la moglie e se la portò via a Tunisi. Quindi quando lui tornò e trovato che non ha trovato più la moglie, si è messo in cerca della moglie, è andato a Tunisi, ha beccato diciamo, i due, che poi tra l'altro l'avevano imprigionato, quindi lui è diventato un servo, non si era fatto riconoscere. A quanto pare poi ha cercato di convincere la moglie a ritornare a Trapani, ma la moglie non è voluta tornare, ha ucciso il tunisino, ha ucciso pure la moglie e ha tagliato la testa alla moglie. Questa testa l'ha diciamo, appesa all'angolo della casa, che poi venne sostituita con una testa di pietra. Attualmente abbiamo ancora una targa, se andiamo al porto, all'imboccatura di via Serisso c'è una targhetta e una testa di pietra, e lì c'è una piccola storia scritta in volgare siciliano. Chi volesse approfondire dopo la canzone può anche andare a vedere la targhetta, sono cose che rimangono, insomma, impresse. E quindi dopo questo aneddoto ce ne andiamo ad ascoltare. Nasto cuore di pece, ci facisti un pertuso, ci trasisti di rincia, pure si era chiuso. Capitizza du sole quando nasce mattina, e io pazzo d'amore difficile regina. Già una missa e una verra, pili Mario ia, e lassava sta terra forti chi eri mia. Un soldato di Cristo mi sentì e mi vantava, e poi proprio picchisso di te mi scordava. E tu fangavi uno scioletto, l'aniro di d'amore, ranni come lo cielo. Tu c'ha l'imbraccia d'un turco, cavia come un frate, paure di Gesù, quanto vi nostro cuore tu lo sapi quanto. Questo cuore saziato, chi non odio e di raggio, come via domannato,
ma è una cosa assai saggia. T'acchiappao pi capirri, o fuisti felici, piglia via di lumari, paviri la pace. Dopo tanto ferriari, prigioniero io fui, di briganti di mari, un brigantieri tu. Mi fingia se fu buono, ma ti rincia l'upetto, era un lampo, era un giorno, una via risetto. E io, chi persa vita mia, aiuto lo tempo, picchia femmina infami, io vascello in mezzo mare, senza nudo timone, ha suscitato vento, ma quando va a finire sto tormento, quando e custocchi bagnati ti priava p'amore, con le amme aggigati ti diceva di tornare, ma tu hai tu cercasti, lo chiamavi scantata, poi lo sangue tagliasti una mano all'ordata e buciando corristi verso la stessa sorte, t'afferrai, mi capiti e ti retti la morte. Lo mio amore lo saccio, una via più lo senno, e appizzai la tua testa alla casa d'inferno. Ma tu fangavi uno sciuletto, la nero d'amore, ranni come l'uccello. Tu c'hai di braccia d'un turco, cavia come un frate, pa morire di Gesù, quanto pena sto cuore, tu lo sapi quanto. E io, chi persa vita mia, aiuto lo tempo, picchia femmina infami, io vascello in mezzo mare, senza nudo timone, ha suscitato vento, ma quando va a finire sto tormento, quando Ed eccoci nuovamente, abbiamo ascoltato nuovamente il nostro Antonio Papa, a cui voglio fare l'ultima domanda per quanto riguarda questo appuntamento odierno che va a interessare i suoi progetti futuri. Io so che Antonio ha diversi progetti che si stanno per realizzare, tra l'altro, se non vado errato, è anche in cerca di sponsor, quindi per chi volesse sponsorizzare e finanziare questo artista sicuramente non spenderà male i propri soldi. E comunque andiamo a parlare dei tuoi due progetti. Abbiamo il progetto discografico. Sì. So già che tu hai qualche brano già pronto e qualche altro brano ancora realmente da finalizzare per questa pubblicazione, questo disco che prossimamente uscirà. So già che addirittura forse già esiste già il titolo di questo disco. Trapani, una terra, una storia. Un titolo più azzeccato non ci poteva essere, giustamente. Quindi prossimamente Antonio sarà presente anche su questi dischi, perché tra l'altro molte persone mi domandano dove poter comprare la musica di Antonio, perché già Antonio è famoso anche ho notato, è conosciuto da molti emigrati siciliani all'estero che hanno sentito parlare, hanno sentito degli stralci sul web, e da parenti che vanno a trovare appunto questi parenti emigrati. E poi parliamo anche del progetto della raccolta che dovrebbe uscire, penso entro il 2012, di vignette, appunto di vignette disegnate da Antonio Papa. Sì, questa su proposta di Nino Barone, per cui stiamo collaborando per pubblicare le vignette su Epoca Nostra,
e poi speriamo di fare una raccolta di vignette, tempo permettendo, tempo insomma al lavoro, la famiglia, noi artisti popolari non abbiamo tutto il tempo a disposizione, quindi lo facciamo nei ritagli del tempo. Quindi una raccolta di vignette in dialetto su modi di dire trapanesi, su aneddoti trapanesi oppure modi di dire trapanesi, quindi c'è un personaggio che dirige insomma tutto questo iter di detti. E poi il disco speriamo insomma di trovare uno sponsor, perché in questo momento critico vogliamo produrre e incoraggiare i giovani soprattutto a liberarsi nella creatività. Questo è un mio, perché io avendo già un lavoro, questo non è importante, l'importante è il lato artistico, ma veramente il mio sogno sarebbe fondare delle belle case discografiche qui ed espandere la creatività siciliana, perché no? Abbiamo degli artisti veramente bravi e sarebbe bello accendere questa miccia. Che ne pensi tu? Accendere questa miccia e diffondere, anche perché io penso che un eventuale tuo prodotto discografico appunto potrebbe essere anche un oggetto da poter vendere tranquillamente ai negozi di souvenir, perché appunto nelle canzoni di Antonio c'è molta trapanesità, a parte che la musica di Antonio sfiora molto spesso, anche ho notato, uno stile medievale che suona molto come alcuni dischi di John Rainbow, un famoso chitarrista anglosassone. Quindi speriamo che questo sogno si avveri presto, che questi progetti realmente si concretizzino al più presto, di avere in mano sia le pubblicazioni cartacee con i disegni di Antonio, ma speriamo vivamente di avere al più presto in mano o anche semplicemente col digital download, perché ormai si usa anche questo forte impatto del web anche nella musica, quindi la musica ormai si scarica, speriamo anche in maniera legale, quindi abbassa la pirateria, quindi speriamo di poter o comprare o scaricare legalmente i brani di Antonio Papa, che è stato ospite quest'oggi con noi, lo ringraziamo tantissimo. Un'altra cosa volevo aggiungere, il terzo sogno è quello di fondare un bel coro polifonico. Io ahimè sto dirigendo il coro della chiesa della parrocchia di Madonna di Fatima, Nostra Signora di Fatima. È bello vedere cantare grandi, piccoli. Noi abbiamo un coro che è misto di uomini e donne, giovani, piccoli no, ma giovani, uomini e donne sì. Però è bello vedere cantare e riunirci e portare un messaggio di pace anche nel mondo, quindi con il canto, con la polifonia. L'ultimo sogno è quello di fare un bel coro nella nostra zona. Quindi per chi volesse raccogliere l'invito di Antonio può tranquillamente recarsi nella chiesa della Madonna di Fatima in via appunto Madonna di Fatima qui a Trapani, o contattarlo anche tramite Facebook, la sua pagina Facebook, cercando appunto Antonio Papa con la fotografia di questo bell'uomo che abbiamo qui ospite quest'oggi. Quindi dicevo poc'anzi, questa era l'ultima domanda. Salutiamo Antonio, vi saluto non prima di avervi ricordato che potete consultare questo video giustamente sul nostro canale di YouTube Epoca Nostra Channel. Volevo ricordare a tutti gli artisti che sono interessati a partecipare a questo angolo, e volevo ricordare nuovamente l'indirizzo email a.pampinella@libero.it per inviare la vostra adesione e quindi anche un vostro breve curriculum. E volevo cogliere l'occasione per salutare il professor Ingardia, che dirige Epoca Nostra, che vi ricordo è il mensile della edizione di Trepano, che trovate in edicola, dove si parla tanto di arte e cultura della provincia trapanese e non solo, perché Epoca Nostra ha una tiratura online di circa 6.000 lettori. Vi ricordo infine che potete trovare sulla pagina web www.edizionidrepano.it tanti volumi interessanti da poter acquistare online, perché vi ricordo che investire sulla cultura fa sempre molto bene, soprattutto se poi la cultura è fatta in questo caso da artisti locali.
Non mi resta altro che augurarvi una buona giornata e a presto con il prossimo appuntamento dell'angolo dell'artista. Buona giornata da Alessandro ma taglia quanti pinzetti che attraversano la testa, alla fine chi n'arresta e alla fine chi n'arresta, quanta musica che suona, che mi viene da cuore, suona nescio che s'amore, suona nescio che s'amore, ne ballai con la mia pinna e la chitarra mia bella, e un siglio decretato, ma scrive una canzonetta, dai titia, vai a dai dai, dai titia, già si sente primavera, c'è tempesta di colore, s'arruspiglia la natura, s'arruspiglia la natura, ogni certa musicante e ne porta l'allegria, pure a Zagara chi c'auria, pure a Zagara chi c'auria, canta e sono puttantana, canta e sono tutt'ugnore, salutando a stagione dell'amore, paratatati via, via, via. Don't